Scatman's World. Bella ragazzi, a tutti del comandone veneziano. Allora ragazzi, come potete vedere, moto nuova, siamo con il Team Sky di Valentino Rossi e Godo, pole position in Catalogna, una delle mie gare favorite. Ragazzi, adesso ho possibilità veramente di vincere gare e di arrivare sul podio perché questa moto è veramente incredibile. Altra cosa, ringrazio tutti per Action, veramente adesso vediamo, proviamolo e vediamo se il gioco gira meglio, speriamo. Ho qualche dubbio, però niente, questo gioco per me è un calvario, però come ho detto prima sull'altro video, insomma, accontentiamoci da non avere il gioco a giocarlo, insomma, chi se ne frega se magari non è fluidissimo, comunque lo vedo godibile, mi sto controllando tutti quanti i video, lo vedo godibile. Facciamo solo una gara per fare il test finale con Action. Vai. Vai ragazzi, andiamo. E adesso valutiamo il tutto. Valutiamos. Vai come non è già prima ragazzi, Catalogna lo sapete, è una delle mie gare. Non posso fallire in quel di Catalogna. Comunque ringrazio veramente tutti per il programma, siete stati velocissimi, siete meravigliosi. MotoGP è sempre un gioco seguito, io sono troppo fiero di aver cominciato MotoGP ancora col 08, ancora veramente quando pochi se lo cagavano. Questa per me, lo sapete, è l'unica vera soddisfazione insieme a Flight Simulator, perché veramente non ci tengo a sta cosa, sono sincero ragazzi, sono sincero. Adesso vediamo se si migliora ancora un pochino. Comunque già, aspetta, il gioco è godibilissimo, già così i video li ho visti, sono positivi, poi è chiaro, ma non ha la fluidità incredibile, però ripeto, la prossima volta comprerò solo i giochi milestone su console, questo è poco ma sicuro. Il comandone è secondo intanto, questa moto si gode, se vediamo che dopo siamo troppo forti chiaramente andiamo a difficile. Poi il comandone fa un errore, eccolo appunto, errore comandiano clamoroso. Siamo in squadra col Fena, grande Fena, me lo godo Fenati, pilota che mi piace molto. È bello anche il primo podio, cazzo, il primo podio della carriera. Adesso vediamo, comunque c'è Gattusino e Miller nei primi due posti. Il primo giro sta andando, il primo giro sta andando. Sono proprio curioso di vedere come viene il video, speriamo bene, speriamo bene. No, sti errori come, ma perché? Fenati è terzo. Fenati è terzo, il Fena è terzo, porca di quella porca giro, l'ecro di Gattuso, pacchetto dato, il paccotto. Marquez staroccato, non per i maroni, Marquez staroccato. Voglio il podio, lo pretendo, ciao Fenati, ciao Fenatone, ciao Fenatone. Bravissimo Come, il Come sta guidando abbastanza bene, diciamo che la prima parte del tracciato è la sua parte, dopo arrivano errori, come Come, ma perché ho mai sbagliato, ma cosa succede Come? Il Come sente la pressione, arrivare terzi sarebbe un sogno, vediamo un po', perché sbaglio così le traiettorie, Come sta calmo, relax Come, relax, no, mamma mia quanto ho rischiato, mamma mia che rischio, l'incalcolabile ragazzi, l'incalcolable, in un inglese sempre più puro ragazzi, il mio inglese è sempre più puro. Dai Come un solo grido si alzerà, e il Come qua, il Come su, e il Come giù, e vai Come, e vai Come, e vai Come, vai Come. Tensione altissima in Catalogna. Però Fenati tiene botta, non vuole lo smacco di perdere il primo duello con uno sbarbatello come veneziano, no, anche Marquez sta roccato, ma porca di quella porca. Qua si lotta per il quarto posto principalmente, il terzo se facciamo il miracolo, il terzo solo con un miracle. Dai Comandon, te prego. Final lap comandiano, qua serve veramente e realmente un final lap comandiano. 1.54, non stiamo girando bene però. Allora, pole position perfetta e poi in gara vado a fare queste stronzate.
Però ormai siamo abbastanza protagonisti, ragazzi. Siamo... tira fuori il piedino. Tira fuori il piedino. Attenzione, sgommatona qua, ma adesso riesce la curva. Adesso la curva, il Kuma riesce. Ma porca di quella porca, di quella porca. Ho letto che vi è piaciuto molto Figa Bagnata come soprannome, sono contento. Comunque ragazzi, i commenti li leggo tutti, lo sapete, solo che chiaramente non rispondo a tutti perché purtroppo il tempo è quel che è col lavoro, ma me li leggo tutti, siete fenomenali. Cioè, guarda il porco, Vardio, guarda Marquez staroccato, Vardio. Che schifo, che bovaro, un bovarotto proprio, il classico bovarotto. Niente Fenati ormai in fuga, niente da fare il podio, ancora un sogno per il momento. Il podio purtroppo è ancora un sogno. Piccole imperfezioni comendiane, Devo anche risviluppare la moto, chiaramente. Niente Fenati per il momento è davanti. Però nel Team Sky rivale posso farcela, no? Non sbagliare. Guarda, Vardio ancora, no, fioi, c'è. Da codice penale, porco. Sei da codice penale, disgraziato. Dai che il quarto posto va bene. Anche il quarto posto va bene. Dai che ci siamo, il Kuma ormai è già più equilibrato nei punteggi, vai. Pole position, terza pole position e quarto posto il podio. È ancora un po' lontano, ma presto arriverà. E adesso vediamo con questo action come è andata la registrazione. A me 2 note bastano. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Vediamo la classifica prima però. Kuma vaffanculo. Francesco Figa Bagnata, no. Allora, vediamo. 8° posto con 52 punti. Grandi, raga. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.